Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano, ragazzi, siamo a Austin, qualificazioni non positive, terzo posto in Q1, quindi purtroppo non ho potuto fare il Q2 e niente da fare, fioi. Si parte in una posizione non meravigliosa, sappiamo che Austin è una gara che a volte vado bene, a volte vado male, ma niente, fioi, andiamo e spacchiamo il culo a tutti. Ciao! Raga, sono un pippotto, non ho registrato il Gran Premio di Austin. Fraps mi si è crashato e non me ne sono accorto. Comunque era fioi ottavo posto. Gara incredibile, vi siete persi un incidente a Lorenzo devastante che avevo riso come un pazzo. Veramente bestemmie pure. Ha vinto Dovizioso, Marquez undicesimo, una gara piena di incidenti. Anch'io sono caduto 2 volte. Era divertente, chiaramente non è registrata. Siamo in Argentina, siamo secondi nel mondiale a 3 punti proprio dal Dovi. Però qualificazioni abbastanza disastrose in Argentina, ultimo posto. Proprio l'Argentina non mi va giù. Ragazzi, andiamo, Gran Premio d'Argentina. Che brutta partenza, mamma mia. Proprio sto Gran Premio mi sta sul cazzo, ufficiale. E quanto mi dispiace non essere riuscito. Cioè, non essere riuscito, che Frapp mi si è crashato e non me ne sono accorto, guarda. Peccato veramente, questa è una gara divertentissima, tanti incidenti e poi vabbè con la Lorenzo è stata una cosa mitica. Dai Kume, dai Kume. Non capisco perché sti bug qua dei piloti, se qualcuno mi può spiegare, nel senso che qualcun altro. Troppo lungo, lunghissimo, lunghissimo. 14esimo, vorrei arrivare almeno tra i primi 5, sarebbe già un miracolo in un Gran Premio che odio. Occhio Kume. 12esimo posto comunque, dai, non male, non siamo ancora alla fine del primo giro. Ci può anche stare. Occhio Veneziano, occhio Veneziano. Adesso non riesco a fare un giro pulito in sta cazzo di gara. So perché devono mettere il Gran Premio d'Argentina, sti stronzi. Va, la caduta, va, cagare. Niente da fare, fioi. Siamo ultimi. Proviamo a dare il tutto per tutto, veramente, cioè, prima... Austin non registrata, Argentina così. Le prime gare non le sopporto, cioè, a parte il Qatar. Dai, Kume, sveglia, cerca di fare almeno il 15esimo posto. Valentino Rossi è furioso. Per una gara che non sopporta né il Kume né nessuno. Fanculo l'Argentina. 18esimo, Vale molto molto dietro. Valentino chiaramente sta rischiando. Dai, cazzo, dai. Ennesima caduta, niente da fare. Niente da fare, ragazzi, ritiriamoci. Mamma mia. Niente da fare. Si ritira Veneziano, se si ritira Valentino. La classifica è la seguente: Valentino sprofonda al settimo posto con 33 punti dopo la vittoria di Qatar, l'ottavo posto di Austin, ritiro qua in Argentina. Marquez torna al comando. E niente fioi, mi dispiace per la gara americana, adesso però iniziano le mie gare tra poco, quindi sappiamo che inizia un po' così, ma l'Argentina non c'è niente da fare, su 10 gare 8 mi ritiro, o per i problemi al motore o perché Veneziano. Ciao!